di chiusura, non per meno importanza ma proprio per dargli il rilievo che deve all'assessore regionale Chisso. E nel frattempo che l'assessore ci saluterà predisporremo il nastro per il taglio, poi ci richiamo tutti lì, quindi dobbiamo bloccare la strada un attimino e poi finito il taglio del nastro si taglieranno le bistecchine per tutti quanti, spero che siano gradite e vi saluto con questo. Buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti, chiedo all'amico Canali di venire qui, è un po' timido ma vieni qua, sei assessore provinciale. Ringrazio il sindaco Moro è un po' dappertutto, e anch'io voglio ringraziare soprattutto i cittadini che hanno avuto la pazienza di aspettare quest'opera che era attesa da anni. Era attesa da anni e con le preoccupazioni da parte di tutti vista la gravità della situazione, i rischi che c'erano sul ponte di prima. Io credo che la soddisfazione sia di tutti noi, sia dell'amministrazione sia dei concittadini, sta a dimostrare cosa? Che insieme si possono fare le grandi opere. Con il consorzio di bonifica si sta realizzando ad esempio sulla terza corsia un'ottima collaborazione che permette di sistemare anche da un punto di vista idraulico problemi che in 20 anni prima non sono stati mai realizzati. Quindi un'iniziativa, una forma di collaborazione che permette da un pseudo elemento positivo di tradurlo in elemento negativo, di tradurlo in elemento positivo. Io voglio solo sottolineare questo, sapendo che sul consorzio di bonifica, non per voi, ma per i consorzi di bonifica che stanno in altre parti della regione, nell'Alto Vicentino, in Vicenza, in Verona, che non so che bonifiche ci siano lì, che i consorzi di bonifica veri sono questi, abbiamo dovuto in qualche maniera ridurre i numeri dei consorzi per ridurre i numeri dei consiglieri di amministrazione e tutte quelle spese. Purtroppo è toccato in un disegno di razionalizzazione, è toccato anche a voi, ma non per colpa vostra, perché voi siete i veri consorzi di bonifica, dall'altra parte sono solo parlamentini in cui si bisticciano come fanno, tentano di fare come fa la brutta politica. So che la prossima settimana si andrà al voto. Io sono convinto di una cosa, anche se c'è l'unificazione tra il territorio del Portoguarese e il territorio del Sandonatese, funzioneranno molto le teste. So che alla fine i migliori stanno da questa parte e con la loro esperienza, con la loro competenza, dal presidente al direttore, i consiglieri di amministrazione porteranno avanti quell'ottimo lavoro che hanno in questi anni svolto. Questa ne è la testimonianza, ma ne è la testimonianza tutti i lavori che in questi anni sono stati fatti. Certo, ogni giorno ci sono problemi, ma voi siete attaccati a questa terra come lo siamo tutti noi e con la buona volontà si riesce a risolvere tutto. Quindi grazie per quello che avete fatto e un auspicio, perché so che con la buona volontà di tutti sarete riconfermati, e quindi un auspicio per il prossimo lavoro. Signor Sindaco, qui serve una scopa, perché vedevo a proposito di manutenzione ci sono alcune puntine che possono bucare le gomme alle macchine, quindi se c'è una scopa le buttiamo, non so chi le abbia buttate lì. Grazie e buon lavoro a tutti. È sempre il tentativo di boicottare in qualche modo. È ovvio. Possiamo recare verso il ponte. Occhio di lì.